il campionato provinciale Under 17, che coincide con l'ultima partita del girone d'andata, poiché la 16ª e la 17ª sono state anticipate. Sul campo della squadra di casa l'Union River arriva la formazione del Cavarzare per uno scontro di alta classifica dagli esiti alquanto imprevedibili. Ma diamo un'occhiata alla classifica. Allora, l'Arianese è ancora a punteggio pieno, si è già laureata campione d'inverno, seguita a 6 punti dal Portoviro. Di seguito troviamo proprio l'Union River a 38 punti e il Cavarzare a 34. Ma non dimentichiamo Badia e Portotolle a 31, in attesa di un passo falso delle avversarie. Vediamo le partite di oggi. Allora abbiamo Alto Polesine Ficarolese, Badia Polesine 300, Borsea Arianese, Canalbianco Pecorazza, La Vittoriosa Bariziata, Portotolle Portoviro, Tagliolese Chignano e la nostra Union River contro Cavarzare. Altra partita interessante è Portotolle a Portoviro, perché comunque sono entrambi in alto alla classifica, potrebbe essere carino vedere il risultato poi. Diamo uno sguardo anche alle statistiche, le due squadre per lo più si equivalgono ed è difficile fare un pronostico. Vediamo ora un'ulteriore statistica, sempre cortesemente fornita da Tutocampo, che riporta i risultati degli anni passati. Anche qui possiamo constatare un discreto equilibrio. La temperatura è di 0 gradi, soffia il vento di tramontana e vorrei essere sul divano con la coperta. Non mi resta che augurarvi una buona visione. Ora proseguirò al video. Manca viaggio? Dov'è? Non so, sono appena arrivata io. Mi volete sotto le chiappette? Ragazzi, giocano cosa? Ah, questo? Dico la formazione. Ci mettiamo un po' più giù noi. Stavo aspettando te. Sole, No. sole. Così te poi. No. Mamma, non scappare. È tuo questo. Vuoi questa sotto, Dorina? Sicura? A me non ti... No. Sì, mi aveva detto viaggio, che oggi va la partita il presidente. Ah, No, dove? non la partita. Mi ha avvisato che non c'era oggi viaggio. Se ricordo bene, no? Gioca a due sulla terzina sinistra. Seria? No, mai. C'hanno anche delle ali forti. No, i ragazzi entrano in campo. Mai Ce n'è uno che è seria. alto 1,50 m. Ma è velocissimo. Dai, l'abbiamo già avuto questo. No, l'ho letto su YouTube, vogliono le telecronista di fiducia. No. Ma io l'ho fatto solo una volta. No, non lo voglio. C'è Marco proprio, Marco lo vedo attivo. Ciao ma! Ehi, Union! Se no, non ho eliminato. Esatto. I ragazzi sono in campo. Forza ragazzi. Vai Union River.
Buongiorno a tutti da Dorina, buona domenica. Oh, bene. Sta per iniziare Union River contro Cavarzare. Cavazzere. Speriamo bene. Oh, vediamo chi ha messo in campo oggi. Allora abbiamo Edoardo. Edoardo Goldin, Luca Mancin, Angelo Pasqualotto, Matteo Piccolo, Alessio Maghini, Destro, poi Tommaso. adesso Tommaso, Eric Tomasello, Abbiamo Gabriele Gabriele Gargiuolo, E poi chi c'è? Riccardo Riccardo Maghini. Maghini, Clifford. Clifford e Giatti. Giatti. Filippo. Minuto di Bene. silenzio. Minuto di silenzio oggi per Antonio Giuliano. La federazione ha deciso di effettuare un minuto di silenzio su tutti i campi. Edoardo incita la Edoardo che squadra. sprona la squadra. È partita. No. Ex giocatore. È partita. Ci siamo, ragazzi. Bravo Gabri. Bravo Luca. E bravo Gabri, bravo Luca. La partita sarà dura perché Molto. comunque Cavarzere è una bella squadra. E Filippo. Dai Filippo, forza prende la Filippo. palla. Ecco, ma è stato già battuto. Sì. Fallo contro. Devo dire che pensavo fosse più freddo, Insomma, dai. però tutto sommato Siamo al sole, si sta bene. il sole bacia le belle. Così dicono, eh. Ecco Maghini, mago grande, anzi che passa Mago grande a da mago piccolo. maghetto. Giatti. Ragazzi, Dai, bello. bello. Vai, Dai vai. ancora. Appoggiati. Angelo. Non c'è Fioravanti in campo. Questo Eh. è stato ammalato? Ti ho detto che comunque è andato ieri, è stato convocato con i 2006. Non so se E quindi magari gli fa fare un po' Sì. di riposo. invece Angelo è iniziato subito. Bravo Matteo, piccolo, Bello! vai. Bello, Vai. bellissimo. Scusa, Troppo forte. errore di ragazzi. Dusan, Gargiuolo. Edoardo fa da regia Tommaso alla destro, squadra. Edoardo prende la palla Giatti, Bravi ragazzi, Clifford, vai Clifford, vai parti, bello. Riccardo, Peccato. peccato. Era buona. Perché ha Sì, fischiato? capita. Non mi... Cosa ha fischiato? L'arbitro mi sembra abbastanza
con la cazzimma e ha fatto capire che la partita Cosa è successo? Perché Tommy va fuori? deve mettersi La mano dentro. non lo so. Ah, perché ha la Peccato! Ottimo tiro di Filippo Giatti. perché ha la termica nera sotto. Ma anche gli altri. No. Se Ah, vedi ha la Perché termica è la nera. termica nera che si vede. Sai che ci sono alcuni arbitri che sono... appunto ho detto la stessa Ma cosa dove? io. Edo e Clifford. Guarda. Ah, cosa ha fatto? Sì, ma è pazzia, è proprio spogliato Tommy. Non ho capito cosa è successo. Oh Ma signore, dai, ma c'è, stai ragazzi. scherzando? Dai, non ci credo. Gliela Se- fai togliere prima di entrare in campo. Sì, ma come si Arbitro fa un a po' farli pignolo, giocare farli alle- giocare a mezza manica con un grado. Signore benedetto. Cioè, c'è anche freddo, Poarini. Sì, ma farli tirare su la maglia, la manica. Va bene, il regolamento è Niente. questo, certo che Edo? poteva dirglielo prima di entrare in campo. Ma perché Edoardo no? Ma scusate, ma perché a Goldin no? Perché Goldino? Perché a Goldin no? Sì? Tu dici che li vede un po' a tocchi? Ah, ok, perché è blu, dice tuo Ah, figlio. ok. Io da qua non vedevo, È ma... blu come il pantaloncino. No, è blu, quella di Edo. E quindi è in pandan Abbiamo con già la capito che, divisa. vista la partita di oggi, vedo già che avverto che l'arbitro non... Avevo appena detto hai in mano la situazione. No, non ha proprio niente in mano. No, Una l'abbiamo partita provato a del genere- cercare. Non c'è un giallo così, è difficilissimo trovarlo. Possibile? Ma infatti. E niente, dovremmo andare a caccia di termiche blu e gialle. Uguali alle di Vai. Svirgula. Dai ragazzi, dai, non state a farvi Già sarà innervosire. impegnativa la partita, in più ci si mettono sempre, chissà perché, a nostro favore degli arbitri così simpatici. E non dico altro. Bravo Luca. Signore benedetto. È angolo? Ma Oh, no, è signore. angolo o non è angolo? Bravo Bravo Edo. Edo. Dai Pippo. Dai Filippo, forza Dai, Filippo. Filippo. Dai. Sì, ma sono Guarda. veloci. Vai Pippo. Sì, vacci. Bravi, pressione. Fate pressione. Simone che giù sono belli. Porca. Secondo me ci sono nel 2006. No, ma non possono. Non possono giocare al 2006. Tu dici? Sì. Cioè, sono della categoria Sì. Juniores nel 2006, Under 19. Sì. Infatti noi l'anno prossimo che aumenteremo di categoria penso che sarà un campionato difficilissimo. Dipende se fai sempre provinciali. Vai. Peccato. Sì, però sai comunque avrei gente più grande. Dai ragazzi, calcio d'angolo. Diceva Simone che sei la... Urca! Urca network. Vai Matteo, vai. Ah, No, peccato. occasione Peccato. mancata. Ottima occasione per passare in vantaggio. Dobbiamo sempre ricordarci che la porta è quella rettangolare. Ogni tanto ci dimentichiamo. E ha determinate dimensioni. Non si allarga. Esatto.
E Aaron come mai è fuori ammalato? E sai che spiegava domenica scorsa che ha il problema all'anca? Ah, sì, è vero. Era l'anca? Sì. No! Ai ai ai. Possibilità. Bravo Tommy, Di bravissimo! fisico, bravo. Ci sta. Magari un po' meno plateale la prossima volta. Urca! Porca! Peccato, è Dio cascato santo che Filippo. è scivolato. Bravo Bravo, Cliff, Cliff. bravissimo! Bravo! No, vabbè. Dai, Bravo, bravissimo. Bravo, bravo Cliff. Sta arrivando la famiglia Gargiuolo. Porca miseria, ha sbagliato. Eh sì. Colpo di testa involontario di Matteo Piccolo. Bravo Eric. Dai Dusan. Vai. Fuori. Bravo Gabri, dai. Bravo, bravo. Scusate, devo fare un urlo? Vai Non è Nicolo, è il fratello più grande. Porca, in mezzo troppa gente. Bravo Cliff, bravissimo. Vai, vai Matteo, vai che ci siamo, vai. Dai ragazzi, forza. Come è migliorato Forza Union. Clifford. Dai Mago 2. Bravo Cliff. Bravo Cliff. Guarda che è migliorato tantissimo Clifford, perché col fatto che lo sta facendo giocare spesso, sta acquisendo. Dai. Ecco il mago. Buongiorno. Peccato. Dai Alessio, vai Matteo. Recupera, bravissimo, bravo Matteo. Ha recuperato la palla. Non vedo, bravo, ha saltato. Bello. Peccato ragazzi. Sono chiusi molto bene in difesa. Direi proprio che non c'è nessun tipo di problema. Colpo di Quindi testa. aspettiamo il 21. No, Dusan. Bravi, Raghi, brava. Raghi, sì, buonanotte, raga. Qui in attacco mi sembrano abbastanza veloci. Diamo uno sguardo alle altre partite. Vediamo un po' come siamo messi. Allora, qui aggiornamenti al momento ce n'è solo dal campo della Tagliolese che sta vincendo 1-0 contro il Grignano. Però è ancora presto. No, è anche Portoviro 1-0 contro il Portotolle. Ecco, bravo Dorina, perché a me l'aggiornamento non è uscito, quindi... Sì. Quindi il Portoviro vince sul Portotolle. Mamma mia! Bravo, Ai, Luca si è scontrato. Bravo Eric. C'è stato uno scontro. Edoardo ha qualcosa da dire sull'intervento. Si vede che... Dai Luca.
Palla Cavarzare. Dai Alessio. Dio santo, ho sbagliato. Perché? Perché? Doveva passare la Edo. Vabbè. Silenzio stampa. Sì. Vai Edo. Mannaggia sti passaggi che... la zampa mi pare gonfia alta, fuori gioco. Edo sta buono, Edoardo. Calma, Stai buono Edo. calma. Dai tranquillo. Perché se non sbaglio mi diceva che ha tot ammunizioni che rischia di essere... Non lo so, le ammunizioni di Edoardo non lo so. No, me l'ha detto Simone l'altra volta. Mamma No. che... Mannaggia. No, Edo, non ti puoi innervosire tu. Per favore. E Pippo. Bello. Vai, Dai, vai, vai. Ah, ma che mano. sì, ma Rimpallo. vedi che stanno lanciando così a ping pong, ragazzi. Vai Angelo. Fate dei passaggi un po' Dai, più... costruisci il gioco. Dai su Eric, dai su. Non ha guardare solo le visto? maglie termiche, arbitro. Si gioca al fischio però. Se sei caduto non Forza, fischia. forza Alessio, dai. Sono tanto chiusi, troppo chiusi. Bravo! Bravo Gabri. Cacchio, No. se l'è allungata troppo. Bisogna che torniate però ragazzi in difesa. Vai Mago, vai, bravo Mago. Riccardo. Bravo Riccardo. Ottimo intervento. Vai, di Alessio. intercetto. Di anticipo anzi. Scusate. Passala. No. Sbagliato a chi Passaggi passarla. lunghi ragazzi. Anche questo è veloce. Bravo Bravo Cliff. Cliff. Bravo Edo. Bravo Edo. Bravo, Edo. Bravo Edo. Tira. Vieni a sinistra. Vai, vai. Vai, vai Filippo, vai Filippo. Vai Vai Pippo. Pippo. Scusate se urlo. Non so. Tira. No. Occasione mancata. Che sofferenza. Alessio, vuoi toccare un'altra? Sì, è calcio d'angolo. Mannaggia. Calcio d'angolo per noi. Le opzioni noi, però come sempre non riesce a entrare. Dai ragazzi, dobbiamo Calcio d'angolo concludere per noi. e finalizzare. Speriamo di andare in vantaggio. Forza che ci siamo. Bello, ma sembrava quasi mano. No. Vai Eric, ma perché ti vai in guerra? Ma cos'è? No, No, dai, ho voluto dai, provare, dai. ma troppo debole. Non ci stava, sì, secondo me. Per quello che capisco io di tecniche calcistiche. Oh là. Che cavolo. Oh, Madonna. oh, Tommy, ma Tommaso, perché ma fai? che cacchio fai? Bravo Luca! Bravo Luca. Dai Union! Mi sono ricordata. Sì, no, io so che tra un po' inizierò a sboccare. Dai, Te lo dico. Giorgio! È dura sta partita.
Dai Pippo, dai, dai Filippo, Pippo, dai, dai Filippo. No. Porca trota. Mamma mia. Cosa è successo al L'allenatore- mister del Cavarzere? Un po' troppo agitato. Rischia di perdere la voce. Secondo me la sta già quasi perdendo. Sì, sì. Ecco che prova un tiro anche lui. Bravo Edo. Dai raga. Ragazzi, Ah, ieri. mettiamo Ma la palla a perché questo terra perché con tacco? ste palle alte, sti tacchi, non andiamo a nessuna parte. Stiamo giocando a ping pong. Non si può Di vedere, là. non si può Bello, guardare. dai Cliff. Bravo, vai, Bravo. bravi. Peccato. Peccato. Dai, dai, dai. Sbagliamo tanti Famiglia passaggi Gargiuolo ancora. che si avvicina a noi. Eccoli. Oh, è tremendo quello lì, eh. Piccolo ma... Piccolo ma Corre, corre. mi dicono che è curta e malacavata. Com'è che... Curta e malacavata. È un curto malacavato. Un detto pugliese. Sì. È uscita, è uscita. Nel senso che è piccolino, ma ci sa fare con le sue gambe. Sì, sì, sì. Devo dire che è tosto. Ecco. Dai, dai, raga, in due! Tira! Tirate! Madonna! Sì, dai, dai Matteo, dai Matteo. Mercoledì, venerdì a Silvia. Silvia Cioè lì Sì. Eriko la passava e tirava il primo. Sì. Bello. ha fatto tutto lei da quello che sappiamo noi da Abu. Ok, ok. Vabbè, ok. Dai, dai Va bene, Angelo, ciao. bravo. Vabbè, Angelo, glielo dici te che la vedi Oddio, che sicuro. Ciao, ciao, passaggio ciao. del piffero. Ciao. Ma perché quel passaggio indietro? Sì, nel viaggio, adesso Simone, Riccardo glielo dice alla Silvia perché Silvia lei che sa fare. Ah, ok. Dai Gialla! ragazzi! Direi Gabri, nettamente dai, ragazzi, gialla. dai! Dai Union! Union! Vai Matteo! Ciao Mirna, vieni, vieni. Buongiorno cara. Ciao Enzo. Sì, Enzo! Oh, Franco, buongiorno. Oh, un sole. Enzo, fai un po' di cronaca. Sì, salve. Vai, vai, attaccatelo. Passiamo anche un po' di parola a Vincenzo. Buongiorno, siamo qua in tribuna. Io tra un po' inizio a... Temperatura rigida, campo pesante. Union River spinge, ma non riusciamo ancora a concretizzare. Un'altra roba. Ma penso di non dare neanche da che altra parte. No, non arriverò a casa ai 10. Lavorare. Lavoro anche sabato, domenica. Dai ragazzi, ecco Angelo, recupera la palla. Niente. Rimessa. Bravo, bravissimo. Bravissimo il nostro portiere, recupera la palla, la rimette in gioco. Pettorazza vince 1-0 sul Canabianco. Il Pettorazzo vince 1-0 sul Canabianco. Con chi? Oh, mamma. Bene, bravi. Bravo Pettorazzo. Saluto alla Cioè. letterina. Bella Pippo!
No, perché lo conosco. Conosco chi guida il trenino. Bella Pippo, ti salutiamo. Matteo, mi sei scritto Lino? Sì, perché è Lino. Ah, ok. Dai, bene, bravi! Perché Piccoli. questo è Matteo, questo è Vale e questo sono io. Sono i nostri soprannomi Lone. Lone. Alessio! Tudda. Perché Matteo quando era piccolo Mi chiamava Tudda. Vedi? dai ragazzi. Quando era piccola non riusciva a dire bene Simone, allora la chiamava Didi. Dai. Bravo! Però Simone era Didi e lei Didi. Cari. E adesso è Sbiru. Dai Luca, dai ragazzi, mannaggia. Dimmi cara. Bravo, Teo! Vai Alessio, bravo! Bravi ragazzi! Allora, non abbiamo ancora capito. No, no, intervento pulito di Clifford. Ottimo intervento del predestinato. Sì, vabbè, benissimo, dai, quello è Capodanno, c'è da dire. Ma dov'è che sono il soccorso? Dov'è che sono il soccorso? Cambia. Cioè, voglio andare a sicurezza. C'è un impianto, un incendio, rimessa. Partita molto combattuta. Vai Gabri. Alessio. Bravo Alessio, non mollare, bravissimo. Bravo Angelo. Mannaggia. Bravo, Bravo Alessio. Arbitro. Cavolo! Da dietro. Cartellino. Che cavolo, non si può fare questi interventi. Se no che chiami solamente, tira fuori il cartellino, Gigio. Dai Mago! Ah, meno male, cartellino giallo per il 6. I nostri quanti sono stati? Gabri. Tommaso è passato bene perché abbiamo la tecnica che si vede. Gliel'ha fatta togliere. È appena iniziata. Scusa, ma diglielo nello È quello che abbiamo detto, entrare in campo è e lo quello che capisci. abbiamo detto tutti. Appena un minuto e inizia la partita, Gli ha diamo detto, diamo la maglia. Allora sei uno stronzo. Adesso domando la ricevuta a farmacia a casa. Esatto, perché se si brava. ammala. Fossimo in televisione, fossimo che Ma sei dai, dove. ma poi, cioè, ma cosa pensa? Edoardo gliel'ha fatta tenere perché ce l'avevo. Invece chi ce l'aveva nera, gli ha L'hai detto... vista la maglia tecnica, poi la togliere prima. Ma io stavo sempre corto, ma qui guarda a maniche corte. Esatto, ce l'hanno maniche corte. Però Perché? si vedeva il No, colletto. sai cosa? Se la tirano su. Pure tanti dicono, vabbè, tiritela. Esatto, Ma dai. quello che possono fare. Ma se questo vuol dire vergognato, ma che le danno a canottiere da dentro sopra? Infatti l'abbiamo detto tutti che porca miseria. Vediamo se è vero. Poi Dorina. Dorino, vedo che mi chiama. Chi è Dorina? Tiene le distanze quando inizia, capito?
Dai ragazzi, dai ragazzi. Bravo Eric, Ne ho cercate dappertutto, di quel blu e di quel giallo lì. Bravo! Vai! Vai, vai! Vai, Sono della Ioma perché gliel'ho detto a ieri, adesso stiamo riuscendo ad avere quelle a manica lunga. Vai, Junio! E domani mando un messaggio perché Mori la vado a prendere, perché tanti dei miei sono andati, perché li ho avvisati e perché noi avevamo il problema che le maniche lunghe ce ne sono due e ce le dividiamo con i regionali, però che è una muta che è blu con delle stessite rosse che è talmente scura che si confonde con l'arbitro. E allora ho detto ragazzi compratevi sta termica gialla che se ci danno queste qui Che vai, me le prendi? sì, e allora ho visto che sta storia qui la vado a prendere Cos'è? Di che colore è? Giallo e blu. dalla gialla la Osti Sport. Sì, sì. Forse dice 1-0 sulla Ossia che c'è una zero sull'aria. Ma no, io farlocchi per me. No, ma tutte volte dicevo farlocchi, però poi rimane quel risultato. le altre No, volte- dopo cambia. No, no, no. Attenzione, attenzione. Speriamo. Le Sì, è l'inizio. Alessio sono già 2 botte che si prende. Sì, avrà un calico, avrà qualcosa. Si sono dichiarati campioni d'inverno prima, prima della fine del girone. Lei si è campione d'inverno, lei si è campione a tutto. Aver vinto il campionato. Hai ragione, Demirna. L'inverno che è a metà strada. Dai ragazzi. Dai Edo. Bello, bello. Dai. Dai Edo. Dai Edo. Forza capitano! Dai Union. Dai. Anche perché te vedrà dopo le ferie di Natale come cambiano le cose. Ah sì? Perché tra gli stop, le festività, roba, mamma mia. Vai Matteo! Adesso Matteo è fermo da un po'. Dai, dai, che va Cioè, non ha bene! avuto la monucleone. Forza, alla ragazzi, fine, dai. Ah, alla fine è confermato. Sì. Ho fatto Dai, il Junio. del sangue e alla fine. Cacchi. Quindi deve stare fermo un pochino. Ma lì dopo- come passa con l'antibiotico, roba cosa? No, in realtà è passata sì, lui ha preso l'antibiotico e poi però bisogna stare attenti all'ingrossamento di milza e fegato. Quindi io all'8 gennaio ho passato l'ecografia. cacchi. Ah, è una roba rognosa, capito? Per il contatto fisico, le botte. Per quello che non si è allenato anche questa settimana, perché lui si sente bene, però la dottoressa mi ha detto aspetta un pochino. Sì, sì, certo, poi la precauzione non è mai troppo. Camsi quello che sta scaldando o Chris? Enzo? Ehi? È il Camsi o Chris che si scalda? No, sarà Chris. No, è Camsi. No, Bravo Mago! dai ragazzi, apri a sinistra. Vai! Dai, Proponi? vai Dusan. Bravo. Dai Gabri, dai. No, Gabri, perché? Dai che è nostra. Di là, di là, di là. Oh, cosa prova ragazzi? Cioè... Era troppo lontano. Edo. Sì, ma era troppo Allora dobbiamo lontano. prendere qua, no, quando arriva qua. Dai, Eric! Dai Eric! Dai Marco, scaldati. L'allenatore è quasi senza voce. L'allenatore è stanco. Bravi! Bravo Gabri, dai Matteo. Ah, peccato. Sbagliamo troppi passaggi, ragazzi. Vai Maghetto, pressa, bravo. Vai Cliff! Che miseria, ma che sfortuna. La svirgola. Diciamo con le palle alte. Ah no, no, allora confermo che il Chris non è Camsi. Scaldati. Scaldati Franco, vai in campo. Dai, dai. Vai, Comunque adesso l'Union Alessio, River, rientra in secondo campo. tempo, giocherà l'asso nella manica, Franco Maghini.
stiamo dentro con la Jeep. Porca miseria, te proprio vuoi fare... Ah, Matteo, te l'ho visto? Dai Alessio! Dai Alessio! Emiliano pareggio con la Tagliolese. Enzo, com'è andata poi alla fine la tua partita ieri? Abbiamo vinto 5-1, ma quello lì ci cinema? stava rovinando. Stava rovinando, guarda, ti dico solo la barzelletta più eclatante. E fischia il cambio rimessa a Cavarza, abbiamo giocato anche con Cavarza, ma gliela fa ribattere sempre a Cavarza. Mi guardo con loro mister e dico scusa, ma hanno cambiato il regolamento? Una roba, guarda, Io vedo il personaggio. Sì, guarda. Noi quando l'abbiamo Bravo, visto, Edo. Bravissimo Edoardo che ha liberato la palla in maniera elegante. Vai Gabri! Vai Matteo. Dai Alessio! Dagliela. Vai Alessio! bravo Ale! Bravissimo Ale! Si è dato troppo la palla. Bravo mannaggia. Ale! Bravi ragazzi! Nonno Maghini dice che adesso lo facciamo. Nonno Maghini dice che lo facciamo adesso? Io mi fido. Quando li devi dare? 100 euro di mancia? 100.000, grande! E se lo dice nonno Mago, 20.000 a me mi passa, poi mi vado a Dai, scaldare. dai! dai Angelo, batti un bel calcio d'angolo. Madonna di santissima. Union River vicino a gol, Con Giatti. è il nostro Giatti. Troppo centrale, sì. Il portiere sbaglia il rinvio. Ma ci siamo, l'Union River sta pressando, ci crede, arriva. Dai Cliff. Vai Cliff! Mamma mia, è piccolino, ma bravo Cliff. Ottima Comunque chiusura di c'ha Clifford, sempre bravissimo, appoggiato, veramente. Gran lavoro del nostro terzino. E niente, si è giocata la voce. Settimana di malattia. Settimana di malattia, la mia collega mi ha già detto che Vai Mago, bravissimo, pressa. Bravi, dai ragazzi. Ma perché col tacco? Bravo Gabi. Bravo Luca! Bravi ragazzi, buona copertura, bravo Gabriele. Bravo Uscita del nostro portiere a seguito della copertura del terzino Gabriele Gargiulo. L'azione riparte, palla in possesso, torna in possesso del Cavarzere. Il terzino va a il nostro capitano, difensore centrale Goldin, chiude, palla torna al portiere. Sentiamo un genitore qui cosa dice. Genitore 1, genitore 2. Ripartenza dagli esterni, abbiamo Gabriele Gargiulo che conduce. Sempre con ste mani. Bravi ragazzi! Dragon La Madonna. Vai sempre su. A chi? Ha spazzolato via. Destro. Mamma che liscio. Oh! Secondo liscio, mamma signore. Che paura. Ma che mano, l'ha presa di petto. Vai Mago. vai! Attento Mago. Sì, dai Giatti. No! Miseriaccia. Bella Mago. Dai, peccato. Peccato. Bravi ragazzi. Giulio! Dai ragazzi. Dobbiamo solo aggiustare quei 2 o 3 passaggi. Quel tiro. Però mamma perché tutti... Dai Cliff, dai che ci sei, dai Cliff che ci sei.
Bravo Edo, bravo Edo. Mamma mia. Dai Maghetto. Dai che siete in due, dai, 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 dai. forza Union! Madonna. No, lì però. Bisogna che la passino sulla sinistra. Dobbiamo andare a sinistra. Ma hanno iniziato con un minuto di silenzio. Perché? Abbiamo letto per... Non è un ex giocatore del Napoli. Del Ah, Napoli. perché ieri sì, minuto di silenzio. Mamma mia. Arrivo qua. Sempre così. Dice nonno mago. Andiamo a sinistra, ragazzi. Abbiamo visto che tutte le volte che siamo andati a Cliff, sinistra, siamo arrivati in fondo. Continuiamo. Mannaggia. Ma che ammonire? Ma perché ammonire? Verde! Che nata è bianca. Ma no, non era da giallo. Siamo qua in tribuna, tutti reclamano un colore del cartellino. Io direi di fare un cartellino arancione o arcobaleno, così tutti sono contenti. Così siamo in linea con LGBT, Lo interpretiamo QR. come vogliamo. Così ognuno si interpreta come vuole, si sceglie il colore che vuole e viene fuori il baruffon. Al momento Borsea 1-0 sull'Ariano. Speriamo che rimanga questo risultato. Mamma mia, Ma quelli Noi come stanno siamo vinto il campionato? contentissimi. mamma mia ragazzi. Il karma Fuori. arriva prima o poi. Sì. Non è che possono stare sempre tutti bene. Abbiamo dei ragazzi lì vicino alla zona stampa col pile. Non ci sono più i ragazzi una volta che anche con le basse temperature avevano i pantaloncini. Oh! Avevano i pantaloncini. Mamma mia. Falso allarme, la palla sembrava dentro. Ho sofferto, Abbiamo tutti sofferto, ma alla fine per fortuna è andata bene per l'Union River. Chi ha Ripartenza segnato dal di nostro Borsea, marcatore? centrale difensivo, sbaglia. Mamma Il nostro ragazzi. portiere è pronto. Un attimo di indecisione, Stiamo vedendo attacco del Sarsi. Cavarzere. L'1 contro 1 viene perso dal... Vai Dusan. Vai! Vai Eric! Vai, vai, vai Filippo! Vai Filippo, cazzo. Cazzo. Vai Mago! Mm. Vai! Ma perché non riusciamo a tirare? Perché? Tirate! Oh, signore. Non c'è viaggio oggi? Devo giocare. No, Ah, non giocare. mi dico no, mi sa No. che aveva detto che c'aveva, sai, le cose che organizza lui nei pranzi, dell'associazione per cui lavora. Sarebbe un bel colpaccio questo. Però bisogna vincere questa cosa. Bello, ancora Dusa. Dai! Dai Eric. Bravo Luca. Gioca terra a terra del Cavarzere, l'Union River con gran fair play butta la palla fuori. Il direttore di gara si accerta. Ok, si riprende il gioco, il giocatore del Probabilmente è Cavarzere si stato un rialza. Lopez. Fair play del Cavarzere, restituisce la palla all'Union River. Si riparte dal centrale difensivo, destro Tommaso.
Dai, dai, mago. So che ce la fai. Vai, Gabri. Vara. Oh! Dai, Gabri, dai, Gabri. Ottimo lavoro di Dusa. Sì, sì, dai, Unio, Benissimo, dai. l'Union River torna in possesso. Rimessa laterale. Il numero 5 piccolo decide di far battere la rimessa a Dusa. Cosa vuoi che ti dica? Cioè, cosa vuoi che ti dica ora? Controllo di Goldin. Secondo me Far entrare in campo il giocatore e ammonirlo. Cioè, lei fa ti sta controllando l'orologio. Mi sa che siamo agli sgoccioli del primo tempo. E ci sarebbe benissimo un primo gol. Da parte nostra. Vai, vai, vai Gabri, vai Gabri. No, vieni su, bravo. Vai, Matteo. Vai, finiamo questo primo tempo con un bel gol. Oh, questi tacchetti. Dai, ragazzi. l'Union River ci crede, non vuole mollare, vuole chiudere sul vantaggio il primo tempo. Dai, credeteci. Sta stretto il pareggio. Ma signore, ma siamo capaci di prenderla? Dai! Oh, Bravo, Tommy, dai. dai, finire la Primo tempo, l'arbitro fischia, doppio fischio, Bene, ci tutti nello vediamo. spogliatoio, reti inviolate 0-0. Stazzi, niente, ci sono i genitori in tribuna che... Ragazzi, spogliatoio, ci credono, partita Noi abbastanza combattuta, l'Union River può
Riprendiamo la diretta. Aspettiamo anche che arrivi Enzo, ma io intanto vi saluto. Dai ragazzi. Sì, è entrato Chris al posto del maghetto. Se Aaron ci stai guardando, ti salutiamo e ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Dai che con l'Ariano ci devi essere. Ragazzi, dai ragazzi. Altra scarpata Ciao Alessio. ad Alessio. Bello. Dai. Tira Alessio. Sì! Continua. Vai Mago! Forza. Bravissimo. Bravissimi. Vai Unio, bravi! Vai, aggiorniamo. Aggiorni tu? Non so se riesco a fare il punteggio. Adesso guardo. Vai, vai. Allora. Comunque l'Ariano era già 1-1. Vabbè. Allora. Grande. 1-0. Sì, Ok. perfetto. Aspetta. Ok. E adesso marcatori. Perché non me lo dai? Devi dargli il tempo, dargli una giorna. Ok. No. Tira in giù e aggiorna. Eccolo lì, boh. Marcatori. Ah, l'ho già messo. Madonna. Madonna che... Sarà stato Ema forse. Era prima, c'era qua. Forza, 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 dai! Vai, Matteo. Un secondo! Dai Angelo, sì, uno non basta. Bello, vai! Uno non basta. Bisogna fare il secondo. E possibilmente anche il terzo. Ah, dai, bravi, bravi! Dai raga, dai Union, dai Cliff. Ecco il mago. Sì. Bello, vai Chris, tira! Orca paletta, bello, bravo! Anche se stava inciampando, è riuscito a passare la palla a Gabri. Dai, Gabri, dai. Dai che va bene, non mollare. Cavallo. Grande Alessio. L'aveva detto Omar. Hai visto? Occhio ragazzi, occhio, chiudete, bravo. Gabri, bravo. Va bene Emanuele, sì Emanuele, buonanotte Tommaso. Dai Cliff, è Vai, tua. Chris. Chris, scusate. Dai che non cadi, dai Chris. Bravo, ma vedi che lui fisicamente regge. Bravo Tommy. Rimessa. Mamma mia, Angelo, non svirgolarla così. Bravi. Attento Matteo. Porta su!
Bravo. Sì, dai, Edo. Ho quasi caldo al sole. Per fortuna, voilà. Porca. Bravo, Mago! Bravo, Mago! Bello. Bravo, Matteo! Bravissimo, Matte! Bravo! Gialla, Gialla! dai. Vai Edo, tira dritto in porta Edo. Io in questo caso avrei detto che era bianca, però l'arbitro... Ciao Viviana. Ciao, Viviana. E Luca? Sei in panchina? Ah, ok. È stato ammalato? E anche... Però so che ha giocato anche ieri. Ah, madonna, punisce. C'è di tutto in giro. Ma ti ha avuto la mononucleosi, quindi... Sì, quindi... Sì. Non so perché il mio c'ha il trimestre quest'anno e quindi adesso a fine anno finisce. Quindi adesso questa è l'ultima riprendo. settimana. Sì, pagelle e via. Sì. Quello. Vai che forse facciamo niente. Ma bisogna... No, No, ma so che è stato convocato anche ieri, vero? E ha giocato? No. No. E forse per il Però discorso magari non sta. che si sente stanco, magari il Ha mister chiesto vuole proprio aspettare lui, un infatti attimo. che entra tra un po'. Ah, ma Luca! Mamma. Luca, aiuto, brividi di paura. Dai, va bene. Dai, raga! Dai, Union! Edo. Bravo, Vai, Dusan. Mamma mia, di là. Bravi, ottimo. Fate correre un po' quell'11. Bravo, Matteo! Bravo! Dai, Matte, dai! Matteo. Dai, ragazzi, un altro! Ci sta. Vai Alessio. Vai! Sì! Bello, dai, Eric. Peccato, mannaggia. Bravo, Dai, Matteo, Matteo, bravo. grande partita di Matteo Piccolo, Vai, bravissimo. Ma no, l'ha buttata Ma no. fuori l'altro. Cioè, questo guarda il contrario. Vabbè, prima ce n'è regalata una, adesso ne regala una a Chi sta quell'altro. scaldando? Nicolò? Sì. E lui? Sì. Nico. Savioli. Sì? Savioli. Che numero ha? Sì. È lì che si scalda, sì. Perché dimmi? Perché venerdì ho allenamento. Ah, Ed ha detto se domenica non mi fai giocare non vengo più. Bravo Matteo! Signore benedetto. Vai Chris! Dai, va bene, starà Porca miseria! Ecco, occasione per il Cavarzare, mannaggia. Nonno Mago cosa dice, sì o no? No, bravo Tommaso. Madonna. Rigore! Ma dai, si sono semplicemente scontrati.
L'11 è tosto, Mago, vero? Corre, corre. Anche il 16 che è appena entrato, eh. Sono magari un po' più piccoli fisicamente, ma veloci. Il gol si è spiazzato il portiere perché non l'ha neanche tirato tanto forte. Ah, è stato Solo bello. che l'ha angolato. Sì, è stato bravo. Calcio d'angolo per il Cavarzare. Mannaggia. Sembrava verso la porta, invece ha sbagliato. Pure. Passa! Bravo. Va bene, va bene, va bene. Attenti ragazzi. Bravo Cliff. Bello. Vai! Attento. Cliff! Ma cosa? Oh, ogni volta che casca da fame bisogna dire oh. Vai, No, Chris! no. Ogni volta. Oh. Ovviamente per essere più sicuri Sì, sono d'accordo, ce ne vuole un altro. che con uno poi Uno è troppo poco. Mm. Ca- Comunque, è sempre Savioli quello lì che sì, si sta scaldando Savio al posto di non lo so. Adesso vedremo cosa deciderà il mister. ancora tirato. No. Quanto montaggio stiamo? Matteo è giù con l'amorosa. Indovina. No, li avevo visti che erano lì. Eccoli. Dai Tommy, sì, bello. Dai! Bello cavoletto di Bruxelles. Signore. Dai Edo. Ma che sfortuna. Bravo Cliff, bravissimo. Io devo dire che oggi Matteo Piccolo ha giocato benissimo e anche Cliff ha giocato bene. Davvero. Bravi ragazzi, dai! Bravo Pippo. Ciao Filippo! C'è una sostituzione. Bravo Pippo. La conosci la Tatiana? No. Quella ragazza lì. Quella che va Esce Filippo Giatti, entra Nicolò Savioli. Forza Savio. anche a Filippo io credo, penso che era. Dio santo, ho sbagliato Bravo Alessio. Alessio c'è sempre, va sempre su tutti i palloni. Quell'altro che sta facendo la scarpa. Oltre a non è anche il gol, se ci fai caso, quanti palloni che dà. Sì, ma infatti, perché non cade mai? È sempre sodo sulle gambe e anche se c'è il contrasto fisico, regge. Vai Matteo, vai! A me piace anche Riccardo però. Sì, sì, anche Riccardo. Vai Cliff! Bravo Cliff, bravissimo. Bravo Mago, cazzalo. Si è ingambarato. Dai Matteo. Bello. C'era Eric. Vai Chris! Vai a cercarti a palla! E ora? No mamma, questo è veloce, eh. Bravo Luca. Bravo! Bravissimo Luca. Luca! Bravissimo, bravo. È una garanzia. Luca sulle uscite devo dire che è sempre molto sicuro e quindi è una garanzia. Tirarlo un po' più. È Sì, bravissimo del resto. sì, sono d'accordo. Bravo Edo. Bravo, Che Edo. cavolo. Peccato.
Ha sbagliato il controllo, ma ci stava, bravo Edo. Pensa che giocava alla Sorgente sul Ferrarese. Chi? Luca, Ah sì? anche i miei, Ma dai, tutti alla Sorgente erano. alla Sorgente giocavano. E lui abita a Pinchera, sai dove è Pinchera? Sì, che lo so, andavo a Peri a Pincara, nonno Maghini. Vai Nicolò! A Peri, pensa quando che ero giovane. Perché adesso invece Vai Nico! No, vabbè. Però avevo 18 anni. Porca miseria, che brutto controllo. Hanno troppa pressia. Ma so e andava Da Pincara andavo a a Ferrara. Formigliana, Ah, non so dov'è Ecco, Formigliano non so dov'è. era 30 km. Mamma mia. E lei lo portava agli allenamenti, stava sempre là la mamma. Mamma Aspettare che mia. faceva gli allenamenti, le partite. Che sempre bravo. lei. Perché solo che nipote libero, perché maschio e femmina, Ah. due figli. Mhm. La femmina la Luca e il maschio è un Don Giovanni. Hai capito. Ora da uno, ora dall'altro. Però dopo Ai, quelli ai, lì, ai, 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 bravo Edo! Bravissimo! Bravo Edo! Tommy è tua, bravo. Bravo Tommy. Bravo, bravo Gabri. Dai Savio. Vai Savio! Vai, vai! Troppo forte gliel'ha tirata. ma noi da Oh! qua siamo più bravi che loro. Però ragazzi, è dura. Occhio che questo è forte. Questo tira, Occhio! quello tira. Sì, 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 sì. Per fortuna, va là. Pensavo proprio che tirassi. Anch'io. Ne sento Ma il bene. resto della family non viene più? La bambina? Ma siamo rimasti senza gas. Come senza gas? Dici della bambina, la sorellina? Sì, Alessio, veniva tutta la famiglia. Mauro la vede stando a casa. Ah, beh, giusto. Perché devono aspettare quello che porta il gas che viene a uno. Oddio, 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 oddio. Aiuto, oddio, occasione oddio. per il Cavarzare. Bravo. Oh! Bravo Luca, mamma mia. Quello lì. Cioè, non puoi ti continuare a tirare la palla se quel portiere ce l'ha in mano. Ragazzi, è lunga ancora, quindi bisogna che concretizziamo ancora. Chris, troppo lunga. Santo Cristo, va cazzarola! Vai a caccia. Bravo, Bravo mamma. Angelo, vai! Vai, vai, vai! Dai, Union! Vai! Sì. Vai Alessio! Sì, 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 sì. Cacchiarola. Dai Cliff, Vai, no. Bravo Edo! Forte anche Edo. Mamma mia, non si passa con lui, Cioè, è difficile. Guarda che il prossimo anno dovremo in più. Lo so. Vabbè, insomma, è giusto che faccia la sua strada. Ah, ben sì. Bravo Cliff, dai ragazzi, dai Union! Dai. Come Bianca? Ha colpito la bianca? È nostra? Non ho visto se ha colpito anche Edo, sinceramente. A me sembrava Bianca da qua, però l'arbitro è lì, avrà visto meglio. Ecco Pippo! Vai Pippo! Il Pippo è uscito. Ci sta meglio qua. Al sole si sta meglio, Sto bene perché sono vicino a una bella sposa. Ah! Tira! Uff, questi lanci lunghi non mi Vengono lì piacciono. vicino alla porta, ma che... Adesso quello che parla io per telefono si sente dalla partita, uno che guarda la partita.
Sì, perché questi sono i microfoni accesi, adesso chi sta guardando la partita ci sente, quindi salutiamo tutta la famiglia Maghini, Va bene, che ci stanno guardando, mi dicono. compreso la pallina. Compreso la pallina, chi ha la pallina? A mia moglie. Però non vuole che glielo dica. Ecco, scopriamo gli altarini. Ragazzi, siamo troppo dalla nostra parte, dobbiamo andare un po' di qua. Andiamo un po' di qua. Siamo un po' chiusi. Guarda più volentieri. Esatto. Ecco. Mamma mia, bravo Matteo. Vai mago! No, signore. Sì, munizione al mago. E ragazzi, c'è uno da solo completamente, non so. Lo vedete? Ma è Orbi. Dovrebbe essere qualcun'altra. Cioè è lì il 16, da solo. Adesso si sistemerà. Ecco. Si sistemano. Non neanch'io. Mannaggia le salamandre. Dai ragazzi, non voglio neanche guardare. Nonno mago, aiuto. Mamma mia, no. Wow! Mamma che parata! Paratona di Luca Mancin! Mamma mia! Grande! Madonna santa! Che bravo Luca, che parata! Vabbè. È stato bravo anche il ragazzo del Cavarzare, bellissima punizione. Sì, è stato bravo, sì. Sì. Adesso che è anche angolo, sei ancora in pericolo. Sì, mannaggia. Che miseria. Ma perché lì? Io credo che fosse Ma anch'io! Ero in silenzio. Vai Junio! Dai ragazzi, sveglia! Andiamo di là! Vai Junio! Ieri era sempre a metà campo con gli altri. Chi è? Destra? C'è. Tommaso a terra, speriamo bene. Tommaso non ci crede se non pianta un altro. Esatto. Mia moglie è parente. Di destra? È una destra, anche lei. Ho capito. Allora il papà di Manuele, suo papà, e mia moglie sono primi cugini, figli di fratelli. Manuele con mia moglie Sono cugini, primi cugini. col papà però non con Manuele. Quindi Tommaso con Alessia e Riccardo sono pro cugini. Quindi la famiglia si allarga, ecco. La famiglia Unio si allarga. Dai Matteo, dai ragazzi. Mannaggia, oh. Sì. Ci siamo spenti. Franklin e Sono tre gemelle. Giolo. Giolo. 3 gemelle? Però. Erano tre gemelle, Mannaggia. perché la più sfortunata Mannaggia. ha 71 anni. Ha preso una malattia rara. Due, siete. No, è di Luca. Gliel'ha passata a Luca. Dai, portate su! Forza Unio! Vai Savio, vai Alessio! Che brutta palla, brutta palla.
Anche Fiora si sta scaldando. Sì, si scaldano Giolo, Fioravanti e Franklin. Non c'è anche Paglia che si scalda. Non lo so, al momento non lo vedo. No, io vedo Giolo, Fiora e Franklin. Dove vuoi andare, Savio? Non puoi stare, devi tornare anche in difesa. Bravo. Vai, Angelo. Ah, oh! Ma arbitro! Ce l'ha placcato! Dai, vai Savio! Vai! Oh! Tirati su. Che ore sono? 11:27. Ah, ancora 20 minuti buoni. È lunga, è lunga. 1:30 almeno, 11:30. Non so se sia giusto. Boh, vediamo il telefono. 11. Oh, ma perché? Ma basta! Quasi. Dai, dai, Chris! No, Dai. perché vuoi? Sai che angolo? Anche per me. Rinvio nel Cavarzere. Di spalla piccolo. Bello, bello, dai, cresci. Cazzo la Marem. Non ho la corsa del cavallo. No. Dai che è nostra. Perché era una bella balla. Ah sì che era bella, sì sì. Beh dai, facciamo 2 adesso. Dai, dai. Adesso è ora, Mago. No, no, Edo, occhio, non scoprirti. Sì, bravo Alessio. Madonna, in centro. Bravo Alessio. Doveva tirare, li poteva anche tirare, secondo me. No? È troppo, è vero, è super generoso. E delle volte non ce lo passano lui. Sì. Vabbè, però lui ha fatto così, è bello anche così, no? Mm. Generoso, educato. Dai! Tirate via che ha bandierina. Cambiate il guardalinea dall'altra parte. Attacchiamo. Vabbè, gli ha detto stai buono, stai quieto. L'arbitro è andato a sedare il nostro allenatore, anche se aveva detto solo perché è fuori e quindi non mi sembrava un... Prima sulla bandierina, no? Quando poi è va a tuo sfavore. Comunque dai, avanti tutta ragazzi. Adesso che vabbè. Cerchiamo di portare a casa un altro gol. Che non sarebbe male. No, Occhio. bravo Angelo, dai. Non vi state muovendo di là, eh. Dai. Che fastidio.
No, Gabri, no, Gabri, no, Gabri. Tiello, Gabri, tiello. Ecco. Come fa adesso del cavarzero? Vabbè. Comunque, noi siamo qua lontani, non vediamo bene. Bravo Luca. Bravo. Dai ragazzi, su adesso! Dai, su, andiamo di là! Forza! Attacchiamo! Uscite un po' da lì. Veniamo che ne fora. Cioè, No, Mago, vai, vai, vai. vai Chris! Ah! Oh, sia domani. Troppo, troppo, troppo. Troppo lunga. Dai ragazzi, dai! Bravo Edo. Vai Edo! Beh, voi vi tenete a vicenda, lo tiene. Vi tieni a vicenda. Ma perché fa quelle cagate quell'altro? Zio Tro, lanciala! Ma incazzare. Gli deve fare dei sbagli. Alla tirata che aveva ribattuto l'altro. Eh, Tiro via un attimo prima. ha ragione Mago. Come questione del secondo tempo, guarda che... Sì, secondo tempo un po' scarico da parte nostra. Dopo il gol ci siamo un Dai, po' Chris. seduti. A 19 facciamo un campo. Il 19 si chiama... È Chris o Camsi 19? Chris. Crims! Ho fatto un mix tra Camsi e Chris. Chris si chiama il 19. Oppure tutto quello lì, tutto nascosto. Chi è? Camsi. Questo è tutto. Sì, tutto coperto. Si nasconde. Chi c'è che entra? Giolo. Entra Giolo al posto di... esce Cri- Chris. cri- Sì. 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 Direi anche, sì. Pronti? Sì, ma muovite Chris. Ti dà la partita? Dimmi tutto. Sei arrivato? No, ma c'è mio figlio a casa, puoi arrivare quando vuoi. Vai Filippo! Male che vada, suoni lì il campanello, tutti e due i campanelli e viene fuori. Dai, Bello ragazzi. Dai Giolo. Dai Filippo. Dai, mettilo. Dai che angolo. Angolo. Vai! Angolo per noi. Ci vorrebbe il champ, ma è ancora fuori. 100, scaldati. Butto solo la testa in campo. Che sonno. Dai ragazzi, segnatene un altro. Dai! Dio No. santo. Dai Edo! Ma telefonare quello verso. Mamma mia, che occasione, mamma mia, ho paura. Dai Julio! Ah no, anche a me. 65 dai, pure 80. Va bene. A te dico ma mio papà ma è 65. Dai Matteo, dai! Va bene, ciao.
è un assedio, ragazzi. Madonna santa, Savio però. Usciamo da lì! Ragazzi, dai, forza! Vai Alessio! Grande mago! Dai. Oh! Spingono anche i vostri, allora 1-1. Spingiamo tutti! Appunto, però voi altri parli sempre. Oh, signore, sono proprio di sostituzione. Dai! Rimessa. Chi hai messo? È uno degli altri. Sta Savioli l'hai messo? Sì, è in campo, è il numero 15. Angolo ha detto. Angolo. Cartellino perché quello è proprio cazzone qua palla. Parliamone. Dai, ma perché non vanno tutti sotto per fare angolo? Vai. Cioè, arbitro! Cioè, Ah mamma. stavo buttando a terra Erika, poi si è scusato Ariano, cavolo. Madonna, Ecco come corre, mamma mia, è velocissimo. all the way. Il ragazzo. Mamma mia, ragazza. Fantastico. Sì, ma è solo l'11, Entra Fiora, vai Fiora! Bravo Angelo! Entra Fiora, esce Angelo. Bravo Angelo. Dai Fiora! Guarda la Curaccia per la televisione. Ha tirato di bravo, guarda la Curaccia. Ma il Fiora è bravo, ce l'ha a piede. Vai Luca! Però anche. Sì, che bravo, un piasma. E quindi dai, ha È un mastino sì. come Riccardo, robusto. Allora che a Grignano li metti su tutti e due. Vai! Ah sì? Hai che metti su Riccardo e anche a Ferrari. Bene così. Bisogna ancora offerto una camerina. Grazie le rossane. Dorina, Grazie Mago. vuoi addolcirti la bocca? No, grazie, ho appena mangiato la cremenia alla menta. Grazie nonno. Interne. Come siamo messi di là, Dorina? Vediamo allora. Badia vince, l'Arianese vince 3-1. 3-1 vince, Canabianco vince 3-1. Vittoriosa, Sì, Portoviro, Sì. Cagnolese e noi siete già morti. incrociamo le dita. Mamma mia, comunque davvero paura. Bravo Gabri, bravissimo Gabriele, Vai, davvero bravo. bravo. Dai ragazzi, andiamo via da lì. Dai ragazzi, vai, passa Filippo! No, lì in mezzo. Ma lì in questo caso bisogna tenere un po' la palla Sì, perché visto che era libero. Dai, vai Eric!
Bello. Vai! Vai! Ma perché? No! Dai, piccolo. Vai Matteo, vai! Mm. Bravo Cliff! Bravo Cliff, dai! Sì. Che ore sono? 11:41, mamma mia. Vai! Vai! Bravo Fiora! Dai Edo, dai ragazzi! Aspetta, c'ho il tuo cambio, dai, ma via. Loro perdono tempo. Tira già, non vede nessuno. Adesso facciamo un altro. Sei. E ora, ridate una mossa! Dai ragazzi, dai! Dai, Union, dai. Che ha detto? Devo tenere la fascetta, altrimenti non ci vedo. Sei al dito. Deve tenere la fascetta, altrimenti non ci vede col ciuffo. Vai Fiora, bella, Vai, bravo. vai, Eric! No! Mannaggia. Bravo Tommy! Vai! Per fortuna che Tommy ha un 45 di piede con con la punta delle Vai, dita. vai, passala! Bravissimo Tommy. Madonna santissima. Passala! Perché? Passala Fiora, non perdete. Perché? Ma dai! Mamma mia che la svirgola. Mamma mia, come soffro. Chi è che tira il calcio? Si soffre qui in tribuna. Chi è che sta entrando? Franklin al posto di? Nessuno. Si soffre, vero Dai, nonno facciamo Maghini? il secondo! Sì. Proprio così. Ma è cantava una caramella anche a me. Ecco la rincoglionita. Boh. Non mi interessa, non ascoltiamo. Ho già perso troppo tempo ad ascoltare. E vabbè, dai, ci stava. Esce il 5, chi è il 5? 5, chi è il 5? Sì, Piccolo. esce Matteo, no. Ma si sta giocando benissimo. Insomma, perché... Quanto c'è ancora? Siamo al 44esimo adesso, però farà recuperare qualcosa e quindi non lo so. Matteo ha giocato benissimo, davvero. Bravo, vai! 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 Bello, vai Pippo. Vai Pippo! No, lì così. Vai! Mamma mia. Rosso e a casa! Giallo! Ma... Vabbè. Fermi in area. Esatto. Rigore? Ha dato sì. Vai Edo! Cacciale una delle tue. Sì, ma di là non può, Fa no? gol Goldini, Spera, fa gol, Mago. Sì, fa gol. Dai. Alessio nel frattempo, no, era La terza volta che va per te. terza. Se ne prende sempre un posto di pacche, vero? Ogni partita. Prima è stato un po' fuori. Ho Aveva visto. sangue da naso, Oh signore, addirittura. solo che lei a tiro fuori non ha voluto secondo me. No, figurati. Dai Edo, ti prego. Edo, facci sognare. Che carini Lo che sono però. fa. Lo fa, Mago dice che lo fa. Quando parla Mago. Se il primo Mago ha detto così, vai Edo. Vai Edo! Non alto perché se fa alta
al gol, bravo, dammi 5. Bravi 5. Grande! Nonno Maghini l'aveva detto. Io l'ho detto. Sì. Quando lui dice che gol è gol. Bellissima. Oh, là. Bravo Edo. Per fortuna che butta intera l'esci. Esatto. Occhio. No, infatti, raga. Stiamo sul pezzo. Adesso vedi che giocano cattivi. Bravo Franklin. Bravo, vai. Vai Mago che facciamo il terzo. Bravo Savio. Non risponde più quando io dico facciamo il secondo, facciamo il terzo. Come mai? Non risponde più? Vai! Bene, 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 bene. Devo dire che Edoardo ha fatto un gran gol, bellissimo. Ha tirato una punizione perfetta. Ma non ho visto ancora, sempre Da lui, sì, sì, ce l'ha al piede. Edo. Dice Edo. Siamo Sì, Edoardo. Edoardo, sì. Vai Pippo, erca paletta. Comunque devo dire, bravi ragazzi, comunque i ragazzi del Cavarzere sono stati bravi, hanno fatto una bella partita. No. Al Ganga al gol Luca. Sì, Luca ha fatto una grande parata, è stato bravo. Aspetta che fai tu, ce l'hai tu, boh. Sì, abbiamo rischiato. Vinse 3-0. Adesso te lo dico. Andiamo a vedere 3-4-1 subito. adesso. Vediamo sugli altri campi come siamo messi. Allora. Allora, al momento Alto Polesine vince 1-0, Badia 3-0 sul 300, l'Arianese vince 3-1 e Canal Bianco vince 3-1. Ho visto, grande. Sono anche forti. Porto Tolle, Porto Viro. In questo momento siamo secondi. Dietro L'Arianese, la nostra pecora nera. L'Ariano deve perderne due, però quanti punti hanno? 48, siamo a 7 punti perché sono i 3 punti del scontro diretto che abbiamo perso e i 2 pareggi che loro invece hanno vinto, quindi 3 più 2 più 2. Vai Eric! No! Simo, ma quanto ha dato di recupero? Hai non ho visto? visto. Neanch'io. Vai! Oh, sì! Ho detto che è arrivato Autogol! il terzo! Autogol, ma è arrivato il terzo! Sì! Autogol. Autogol. Alessio lui ma non me l'ha visto. Poverini, però non se lo meritavano. Noi siamo così come facciamo il tifo. Chissà. Fino all'1-0 eravamo lì, Bella. Sta facendo male, cioè contro... Allora adesso Sì, però 3-0. come dobbiamo segnarlo? Non lo so, non mettere niente, scrivi solo autogol. Non so se si possa mettere. E come faccio? Aspetta. Scrivi sempre marcatori. Marcatori. Finita ragazzi. E ce la faccio? Non lo so. Autogol. Devo dire che onore al Cavarzere perché sono stati davvero bravi. Sono stati bravi, ma alla fine abbiamo vinto noi. Quindi questa è l'ultima partita del girone di andata. Concludiamo la prima parte del campionato, secondi in classifica. Bravi ragazzi. Auguriamo a tutti buone feste, buon Natale
e ci vediamo alla prossima.